In Senato festeggiamo i 50 anni della nascita del Consorzio del Prosciutto Veneto DOP. È l'occasione fondamentale per accendere i riflettori sulla qualità dei nostri prodotti. Nel Recovery Plan ci sono 6,8 miliardi dedicati alla filiera agroalimentare. Sono risorse importanti, fondamentali e cruciali. Va definita una strategia di rilancio per tutelare, valorizzare e promuovere, soprattutto all'estero, le nostre eccellenze sull'agroalimentare. Io vado su un tema molto scottante, che è il Nutri-Score, qual è il ruolo del consumatore. Io sono contrario a quello che sta succedendo in Europa. So che tu, Ministro, già ti stai battendo perché più volte ti ho visto su questo tema e credo che questo sia un tema che interessa, che è fondamentale per la vita di tutti i nostri produttori, per la vita del nostro agroalimentare, dei nostri consorzi, ma per tutto quello che ne rappresenta. Siamo contrarissimi all'etichettatura del Nutri-Score, perché è un'etichettatura che implica soltanto del mettere paura al consumatore senza andare a spiegare cosa in realtà il consumatore va a scegliere per mangiare. È una partita europea, è una partita dove per assurdo quello che abbiamo mangiato oggi sarà targetizzato con colore rosso o arancione se ci va bene, mentre dalla parte opposta la Coca-Cola, così semplifico per far passare il messaggio, avrà colorino bello verde. Questo no, questo non è un informare il consumatore. L'etichettatura deve informare e non condizionare il mercato, mettere un bollino rosso, verde, giallo o di che colore vogliate sul cibo è sbagliato. Oggi è stato un giorno molto importante perché si è parlato di tradizioni, si è parlato di cultura, ma soprattutto si è parlato di aziende e di strategie per difendere e proteggere le nostre aziende perché possono continuare ad essere leader non soltanto in un contesto nazionale ma in un contesto anche molto più ampio che quello europeo e internazionale.